Siamo alla Zise con Maria Carla Gabrielli, che è un'artigiana, una trentina doc e una gardesana d'adozione. Maria Carla, perché hai scelto di trasferirti alla Zise? La scelta è stata proprio per il lavoro, perché in Trentino purtroppo la stagione è molto breve, essendo una zona di montagna, e per cui diciamo che inizia sempre verso il 10 di luglio e dopo il 20 di agosto è già finito tutto. E purtroppo anche in questi anni di crisi si sente sempre di più nella montagna, di conseguenza per poter mantenere un lavoro di artigianato artistico ho pensato di trasferirmi in una zona dove la stagione è molto più lunga, dove c'è un clima anche forse un po' più temperato e dove c'è un bacino d'utenza molto più ampio, perché appunto qui abbiamo anche i veronesi, abbiamo i bresciani, i mantovani, i bergamaschi, oltre chiaramente a tutta la clientela straniera. E come vanno gli affari? Cosa ne pensi dell'economia qui alla Zise e in generale sul Garda? Ma io sono qui da 3 mesi, abbiamo aperto il 3 maggio, per cui ancora non ho termini di paragone, non ho la possibilità di capire, però voglio dire è già stato un buonissimo risultato il fatto stesso che la gente si ferma, apprezza, vede un prodotto fatto a mano, cosa che probabilmente si vede sempre meno in giro, per cui diciamo che è positivo. Ci sono delle cose che possono essere migliorate anche da parte dell'amministrazione o comunque secondo te ci sono dei difetti, ecco, dell'economia gardesana che in qualche modo ti possono svantaggiare? Ma io parlo del mio piccolo, ho trovato un negozio un po' all'interno del paese, per quanto in centro, in un vicolo, ecco, quello che posso dire è che appunto trovo una classe A e una classe B, un po', nel senso che per esempio questo vicolo in particolare non è illuminato, la gente fa fatica più a entrare perché ovviamente di sera vanno dove c'è luce e per cui questo sì lo trovo un po' penalizzante per quanto riguarda la mia attività e le attività anche di altri commercianti che sono in questa zona, insomma. Ti sei fatta un'idea del territorio del Garda o delle persone del nostro basso lago? Bah, oddio, rispetto ai trentini sì, nel senso che la nostra popolazione è abbastanza chiusa, è molto montanara se vogliamo, per cui si ha difficoltà un po' nella relazione finché non riesci a farti conoscere fino in fondo. Mentre qui ho trovato un'apertura diversa, cioè c'è proprio anche i miei vicini stessi di negozio, ho relazionato subito, c'è un'apertura sicuramente migliore, qui c'è un lago molto aperto, non hai montagne che chiudono, c'è un castello ma non è la stessa cosa, insomma, cambia parecchio. E dacci un buon motivo per trasferirsi sul Garda e invece un buon motivo per non trasferirsi sul Garda. Ma come ripeto, un buon motivo per venire qui è stato quello del lavoro, qui c'è appunto la stagione lunga, questa per me è la motivazione principale. Non vado oltre perché mi sono trasferita e se avessi dovuto valutare qual è la motivazione per non trasferirmi, cioè non ho neanche voluto considerarla, ecco, per cui sono venuta giù piena di fiducia e vedo che questa fiducia pian pianino viene ripagata, insomma. E parlaci un po' del tuo lavoro, che cosa fai? Ma io sono un'artigiana appunto dell'argento, taglio le pietre anche, amo moltissimo questa attività e creo. La mia difficoltà è quella di fare dei prodotti in serie, non ci riesco perché ho una fantasia galoppante, penso sia un dono di natura, per cui mi piace molto variare, cambiare modelli, non modelli, piuttosto che fare una cosa ne faccio un'altra, continuo a sviluppare il mio lavoro. E in più ho aperto questo negozio insieme a una mia collega artigiana che fa ceramiche, anche lei trentina e anche lei con la stessa difficoltà mia rispetto appunto al nostro territorio che è molto più aspro da un punto di vista turistico in estate, proprio per il motivo che dicevo prima di questa stagione breve, ecco, e anche e soprattutto della crisi economica che sta investendo non solo il Trentino, ma credo un po' tutta Italia, ecco. Pensi di tenere aperto anche d'inverno? Sicuramente, anche perché io mi sono trasferita con tutto il mio laboratorio, tutti i macchinari e accetto questa sfida perché so che qui alla Zise muore tutto d'inverno, vengono tutte chiuse le attività, bar, ristoranti,
ma io devo lavorare, devo produrre, spero anche appunto di conquistarmi la clientela di qua, della zona, insomma, perché appunto non è che faccio solo cose di mia iniziativa, ma faccio anche cose su ordinazione, insomma, per cui pian pianino spero di conquistarmi questa clientela. Bene, allora buona fortuna. Grazie mille.